A tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mentre vi parliamo, sono iniziate le primissime operazioni di voto per eleggere colui che sarà il nuovo Papa della Chiesa Cattolica. La prima fumata dovrebbe essere stasera intorno alle 19 e ve ne darà ovviamente conto il nostro Antonino Danna nel corso di Zoom. Cosa possiamo dire in questa fase? Da un lato molto poco, non bisogna essere ipocriti o bleffare, dall'altro però qualcosa possiamo dire, possiamo cogliere dei segnali linguistici, terminologici, che data la materia non sono però irrilevanti, e li possiamo cogliere soprattutto dalle parole del cardinale decano Giovanni Battista Re, proferite durante la messa pro eligendo Romano Pontefice tenuta nella Basilica di San Pietro prima che poi iniziassero le operazioni vere e proprie. Ovviamente non solo si tratta di interpretazioni arbitrarie preliminari, ma a maggior ragione impossibile da gettare nel frullatore della semplificazione, per esempio conservatori progressisti, che per essere esercitata richiede almeno qualche elemento di notizia. Però sono indicative di una direzione concettuale. Vi citiamo quelle a nostro giudizio più salienti. Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione di tutti i cristiani con Cristo, comunione dei vescovi col Papa, comunione dei vescovi tra loro. Non una comunione autoreferenziale, ma tutta tesa alla comunione fra le persone, i popoli e le culture, avendo a cuore che la Chiesa sia sempre casa e scuola di comunione. Qui da un lato c'è sicuramente un accento di prospettiva di continuità col pontificato di Papa Francesco, se si parla di comunione tra i vari popoli e le culture, di quest'ottica, come dire, che fa del dialogo e dell'avvicinamento tra cultura e la propria stella polare. Dall'altro ovviamente sullo sfondo echeggia però anche un problema strutturale della Chiesa che il papato di Francesco non ha invertito, che è la perdita di fedeli, che sarà evidentemente, come riecheggia anche da queste parole il cardinale Re, sarà e dovrà essere in cima all'agenda del nuovo Papa. Poi ci ha ricordato il cardinale Re in modo molto opportuno per tutti coloro che riducono la partita del conclave al fantacalcio, che l'elezione di un papa non è un semplice avvicendarsi di persone, ma è sempre l'apostolo Pietro che torna. Cioè in quel che accade c'è una dimensione ovviamente trascendente nel senso letterale, ma anche nel senso che trascende la persona che sarà scelta dal collegio cardinalizio. Dopodiché, e qui sono probabilmente le parole filosoficamente più pregnanti, preghiamo perché lo Spirito Santo, che negli ultimi 100 anni ci ha donato una serie di pontefici veramente santi e grandi, ci regali un nuovo Papa secondo il cuore di Dio per il bene della Chiesa e dell'umanità. Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa, al Papa, che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio. Quindi il cardinale Re si augura, diciamo, nella sua orazione pro eligendo Pontefice, un Papa che sia all'altezza della sfida di un mondo che tende a dimenticare Dio, non solo di un mondo, come dire, in cui l'uomo si illude di essere il sovrano della tecnica, ma come avrebbe detto il filosofo Martin Heidegger, in realtà dominato dalla tecnica, e in cui scompare la dimensione di Dio, tant'è che lo stesso Heidegger arrivò alla famosa sentenza: ormai solo un Dio ci può salvare. È evidente che però qui il cardinale Re, questa è un'ovvietà quasi imbarazzante da dire, ma si augura come dire, il riecheggiare del Dio cristiano. Che vuol dire anche, ci sembra di dedurre, il riecheggiare del messaggio cristiano, dei valori cristiani, della diversità cristiana, no? L'unico grande monoteismo fondato sul fatto scandaloso che Dio si incarna in un uomo.
tant'è che poi il cardinale Re precisa, attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le generazioni future. Cioè ci viene da notare che in questa come dire, in questo identikit iper generale che ovviamente il cardinale Re ha tratteggiato, riecheggiano meno certe parole d'ordine, diciamo sociali in senso lato, diciamo molto mondane, che riguardavano il modo della Chiesa di declinare istanze anche mondane, la giustizia sociale, il cambiamento climatico e via dicendo, mentre riecheggia prepotentemente letteralmente la grande questione di un mondo, soprattutto di un'Europa, di un Occidente che tende a dimenticare Dio, il suo Dio, il Dio cristiano. E questo ci sembra un punto dirimente e che è interesse di qualunque cristiano, quindi di qualunque europeo occidentale, creda in Dio o no, è interesse di tutti che rimanga il baricentro di quello che accadrà in questi giorni e che noi seguiremo. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio